La prefettura di Cosenza chiede ai sindaci di collaborare nella gestione dei profughi che arriveranno dall'Ucraina. Dobbiamo adoperarci tutti insieme, dice il prefetto Ciaramella. Prosegue senza sosta la gara di solidarietà tra le associazioni di volontariato per la raccolta di medicinali e generi di prima necessità da inviare in Ucraina. Intanto la Curia si prepara ad accogliere 36 famiglie. Continua il dibattito per il luogo dove sorgerà il nuovo ospedale di Cosenza. Manna insiste per Rende, ma Caruso ribadisce la sede è in Vagliolise. Il sindacato chiede alla Regione di istituire un tavolo di lavoro per individuare nuovi percorsi atti a garantire la sicurezza sul posto di lavoro. La 27esima giornata di campionato sorride solo alla Regina, sconfitte per il Cosenza a Frosinone e il Crotone a Pisa. Buonasera dalla redazione del TG10. L'accoglienza dei profughi dall'Ucraina in primo piano in questa edizione. La prefettura di Cosenza ha chiesto il sostegno ai sindaci per collaborare, dare la disponibilità per l'accoglienza di chi fugge dal conflitto in corso. Sentiamo. Con una missiva rivolta a tutti i sindaci, il prefetto di Cosenza, Vittoria Ciaramella, sta valutando la possibilità di accogliere i profughi che scappano dalla guerra, sottoscrivendo accordi di collaborazione con gli enti. Sulla base delle direttive del Ministero dell'Interno stiamo verificando la disponibilità presso i nostri CAS e dopodiché abbiamo anche chiesto ai sindaci del territorio con i quali è possibile effettuare accordi di collaborazione, sempre secondo però i criteri, quelli stabiliti per l'assistenza presso i CAS, di eventuali disponibilità da parte dei sindaci, anche di strutture alloggiative che potrebbero essere idonee all'eventuale accoglienza, perché non siamo ancora in grado di sapere il numero dei migranti che potrà arrivare qui in provincia. Il Ministero ci ha rappresentato la possibilità di inserirli presso i nostri CAS. Ovviamente i comuni hanno a loro volta il sistema SAI, che è un altro sistema di accoglienza per il quale rispondono direttamente al Ministero dell'Interno, e noi a nostra volta ci stiamo anche attivando. Domani abbiamo convocato il Consiglio territoriale per l'immigrazione per verificare l'assistenza a tutto tondo di queste persone che perverranno sul nostro territorio, soprattutto anche la disponibilità delle Caritas diocesane, delle associazioni del terzo settore, per appunto, e non solo, anche dell'assistenza dell'ASP per quanto riguarda la possibilità di effettuare dei vaccini, laddove queste persone non sono vaccinate. Le linee guida sono dettate dal Ministero, ma il prefetto ai nostri microfoni dice sono in tanti che in queste ore telefonano in prefettura per cercare di dare un contributo. Stanno già pervenendo delle dichiarazioni di disponibilità da parte di cittadini singoli e di sindaci. Ovviamente dobbiamo verificarle tutte quante, perché devono ovviamente rispondere a criteri di massima trasparenza comunque. Il mio plauso va veramente alla cittadinanza e a queste associazioni, perché mi consta che hanno veramente espresso la massima solidarietà alla popolazione ucraina, e quindi stanno effettuando questa attività di raccolta. Non solo, ma anche sul territorio c'è stata proprio la massima disponibilità anche di singoli che stanno chiamandoci in prefettura proprio per far sì da offrire qualsiasi cosa, dall'alloggio all'alloggio diciamo singolo, o anche presso altre strutture da loro individuate. Ed è previsto per domani l'arrivo a Cosenza di alcuni profughi dall'Ucraina. Si tratta di alcune famiglie a cui l'ufficio migrantes della diocesi di Cosenza darà accoglienza. Saranno ospitati nelle case canoniche di Mendicino, Donnici e Morelli, ma altri parroci stanno manifestando disponibilità nelle ultime ore. Noi abbiamo incontrato Pino Fabiano, responsabile del servizio. Sono 500.000 in queste ore le persone che stanno attraversando la frontiera in Ucraina, gente che scappa dalla guerra e che arriverà alla spicciolata anche a Cosenza, dove l'ufficio migrantes della diocesi sta organizzando l'accoglienza. E lo stesso responsabile Pino Fabiano a dirci non eravamo preparati e raccontarci come tutto è iniziato. Partito tutto con una richiesta di una signora della comunità ucraina che conosciamo, perché noi accompagniamo il cammino di queste comunità presenti a Cosenza e a Rende. Ci sono più di 1000 persone di nazionalità ucraina che sono nelle nostre famiglie, lavorano, fanno servizi alle persone, ecco, quindi abbiamo un bel legame. E in questo momento è partita con una richiesta di una signora che diceva arrivano 5 miei familiari, avete posto? E allora ho chiesto a un primo parroco.
Nel frattempo in un giorno e mezzo, 2, sta succedendo che sono in arrivo una trentina di persone. Siamo riusciti ad attivare in questo momento 4-5 parrocchie, la parrocchia di Mendicino, la parrocchia di Donici, la parrocchia di Morelli, e altre già hanno dato la loro disponibilità, l'associazione Gian Marco di Maria, perché c'è un bambino disabile che è in arrivo. Ecco, stiamo provando a costruire un'ospitalità diffusa. Cosenza, città generosa, c'è chi ha offerto la disponibilità di una casa. Non cerchiamo una casa, noi cerchiamo una casa e una comunità che si prenda cura, che accompagni, perché queste persone che arrivano qua non conoscono la lingua, sono in un posto che non conoscono, quindi hanno bisogno non solo di uno spazio fisico, ma anche di calore attorno, di vicinanza, di fraternità. Adesso nella corsa alla solidarietà per il popolo ucraino scendono in campo anche i connazionali e parenti di chi vive nel teatro della guerra. Siamo stati alla Mezzia Terme, dove è in corsa una grande raccolta di aiuti, ma anche da Cosenza, da Piano Lago. Oggi ci arrivano notizie di raccolte di cibo, abbigliamento, medicine promosse da associazioni e parrocchie. La solidarietà è una macchina che per fortuna si mette in moto rapidamente ogni volta che c'è un'emergenza, e stavolta in campo ci sono anche i tanti immigrati ucraini che vivono e lavorano in Calabria. Alla Mezzia Terme la raccolta di aiuti va avanti senza sosta. Abbiamo organizzato questa raccolta per il nostro popolo, per bambini soprattutto che scappano dalla guerra, che non hanno dove dormire, non hanno cosa vestire, non hanno cosa mangiare. I nostri supermercati sono completamente vuoti, non si trova cibo. Qui arrivano anche notizie di prima mano dai parenti che vivono laddove adesso c'è un campo di battaglia. Li sento almeno una volta al giorno, cerchiamo di chiamarli. Per ora dicono che dormono vestiti, con le borse già pronte, in caso se sentono la sirena si nascondono. Solidarietà anche da Cosenza, dove la gente di Via Popilia ha affidato al Comune e al Paradiso dei Poveri di Padre Fedele un carico molto ricco di aiuti. Quando si lavora insieme si raggiunge il risultato. Guardate quello che hanno preparato, tutto sistemato ordinatamente, arriverà tranquillamente a destinazione. Questa è la roba per l'Ucraina, il cuore di Via Popilia. Grazie a tutti, siete stati fantastici. Padre Fedele veramente ne è orgoglioso. E non si smentisce mai il buon cuore dei cosentini, sempre presenti in queste occasioni. E voglio fare un appello grande no alla guerra in Ucraina, perché noi siamo per la pace. Queste altre immagini invece ci arrivano dalla parrocchia di Piano Lago, dove anche qui la popolazione ha voluto farsi promotrice di una raccolta di cibo, medicine e vestiario. E sono momenti difficili per i più piccoli, anche i nostri bambini italiani che hanno avuto in questi ultimi anni a che fare prima con la pandemia, con le restrizioni, con il lockdown, adesso con la paura di un conflitto e della guerra. Come affrontare questo tema con i bambini? Sentiamo qualche indicazione utile. I nostri bambini e le nostre bambine non sono isolati dal sentir parlare di ciò che sta accadendo. È quasi impossibile tenerli lontani dalle informazioni, dalle immagini e dalle notizie terribili in riferimento alla guerra in Ucraina. Dobbiamo essere pronti a parlare con loro anche di questioni relative alla guerra. Quando un bambino che percepisce uno stato diverso dall'ordinario e viene anche escluso dal flusso di informazioni, cercherà, tramite alcuni passi logici, di dare un senso alle cose. Cercherà di colmare questo vuoto narrativo tramite dei pensieri che possono essere negativi e disfunzionali. Difficoltà del sonno, distrazione, irascibilità o domande insistenti che prima non erano presenti o erano meno intense. Per assecondare la loro curiosità dobbiamo rispondere alle loro domande e non alle nostre, dando delle informazioni brevi e chiare, adattando il nostro discorso alle esigenze specifiche del bambino o della bambina, evitando degli allarmismi. Se il bambino quindi pone una domanda su un aspetto particolare e specifico, bisogna concentrarsi su quello, perché è quello che desidera sapere.
evitando di allargare troppo la quantità di informazioni. Sarà essenziale quindi per i genitori rassicurare i propri figli senza ridicolizzare la loro preoccupazione e mantenendo un dialogo aperto. Inoltre, i bambini spesso si possono sentire più fiduciosi e sicuri se sanno che c'è qualcosa che possono fare per aiutare. Chiudiamo questa pagina, vediamo queste immagini che sono state girate dal nostro collega Marcello Romanelli. Potrebbe essere stato lo scoppio di uno pneumatico di un tir a causare il grave incidente verificatosi lungo l'autostrada del Mediterraneo nel tratto compreso tra gli svincoli di Cosenza e Rende. Il sinistro è avvenuto sulla corsia nord in direzione Salerno, ha coinvolto 2 mezzi pesanti. Fortissimo il boato avvertito nell'area limitrofa al tratto autostradale. Uno dei 2 mezzi avrebbe sfondato un parapetto. C'è stato un intervento da parte dei vigili del fuoco della sede centrale di Cosenza, che sono stati impegnati su questo tratto. L'incidente appunto riguarda il tamponamento, secondo i vigili del fuoco, tra un autocarro e un autoarticolato. Il conducente del veicolo ferito è rimasto incastrato, era già stato estratto e consegnato ai sanitari e nei momenti successivi, quando è stato riaperto il traffico, si è transitato su una sola corsia, naturalmente sul posto anche i soccorsi. Ripeto, uno dei 2 conducenti è ferito ed è stato trasportato in ospedale dopo essere stato estratto dalle lamiere. Andiamo avanti, botta e risposta tra il sindaco di Rende, Marcello Manna, e il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, sull'ubicazione del nuovo ospedale che il primo vorrebbe fosse realizzato a Rende e il secondo a Cosenza come previsto dalla Regione. Dal municipio di Rende si è perentori, non si può più attendere il riferimento al nuovo ospedale che, dice il sindaco Manna, dovrà sorgere nella città del Campagnano. Qui c'è l'università e la neonata facoltà di medicina. C'è la facoltà di medicina, c'è il territorio, c'è il terreno della provincia, proprietà della provincia di Cosenza, della comune di Rende e dell'università. Allocarlo lì significa soltanto proiettare nel futuro una struttura che dovrà necessariamente avere un suo respiro di un po' di anni. Questo è il senso del mio intervento, possibilmente non pensando a una politica che passa il tempo a dire dove si fa e dove non si fa e non si realizza mai. Da Palazzo dei Bruzzi la risposta è immediata, pronti al confronto, sostiene il primo cittadino Franz Caruso, ma le idee sono chiare ed anche il progetto che esiste già per il futuro nosocomio da ubicare a Vaiolise. L'ubicazione dell'ospedale lì a Vaiolise sulla 107 è strategica, perché è collegata immediatamente all'Università della Calabria, al Comune di Rende, ma anche alla Paola, quindi al Tirreno e alla Sila, Presila, facilmente raggiungibile dal Savuto con mezzi pubblici e privati, direttamente collegata con la stazione alla Sibaritide, lì con l'alta velocità e la stazione centrale di Cosenza si crea uno snodo di sviluppo importantissimo e con collegamenti in rete assolutamente immediati. Quindi è una posizione che è stata scelta dalla Regione Calabria, già individuata in questo studio di fattibilità dalla Regione Calabria, che io condivido in pieno e che porto avanti. Visioni distanti per una città unica su cui si è riaperto il dibattito, ma che nei fatti sembra lontana. E intanto preoccupa la situazione dell'ospedale di Rossano, focolaio Covid tra i sanitari del pronto soccorso, mentre il primario di pneumologia ha rassegnato le dimissioni. La situazione dell'ospedale di Rossano è al collasso, pochi medici, pochi infermieri, le difficoltà di far fronte alle richieste dei pazienti. Il pronto soccorso inoltre è a rischio chiusura, 7 infatti i sanitari infettati, un focolaio che preoccupa anche perché la zona, è particolare. Nel lungo periodo della pandemia sono state circa 6.000 le persone infettate e a questo si aggiunge che il primario di pneumologia Covid Giovanni Malomo ha consegnato nelle mani del commissario dell'ASPA le dimissioni a far data dal 31 marzo prossimo. Il medico in prima linea da quando è scoppiata la pandemia ha cercato con tutti i mezzi possibili di gestire l'emergenza. Nel reparto costantemente affollato di malati è costretto a contare solo su 8 medici sottoposti
posti a turni massacranti. Malomo è dirigente dell'unità operativa complessa composta da 40 operatori sanitari tra medici, infermieri e OSS. Dall'inizio della pandemia ad oggi il reparto ha avuto in cura circa 500 pazienti, accolto malati provenienti da ogni parte della Calabria, garantendo le cure necessarie. Fino al 31 marzo prossimo Malomo continuerà a gestire la pneumologia Covid, che conta 36 posti, di cui 8 in terapia intensiva, e dove oggi risultano 32 pazienti ricoverati. Un reparto importante in una zona dove è alta, come dicevamo, la percentuale di persone positive. Il 31 marzo scadrà anche lo stato di emergenza, ma dopo quella data che ne sarà del reparto che ancora oggi continua a lavorare a pieno regime? Le dimissioni di Malomo sono a quanto pare irrevocabili, ma per quanto riguarda il reparto ad oggi non c'è nessun documento ufficiale che garantisca di mantenere aperta l'unità operativa complessa di pneumologia anche dopo la fine dell'emergenza legata alla pandemia. Il sindacato chiede alla Regione di istituire un tavolo di lavoro per individuare nuovi percorsi atti a garantire la sicurezza sul posto di lavoro. Fly CGIL, Fly Cisl e Will Will Calabresi sono compatte. È ampiamente giunto il momento, dicono i rappresentanti dei lavoratori nel settore agroindustriale, di avviare un tavolo regionale su salute e sicurezza sul lavoro in agricoltura. Perché? Quali sono i fronti di maggiore criticità nel lavoro quotidiano degli operatori agricoli? Incominciamo dall'idoneità al lavoro, le visite mediche per i lavoratori, incominciamo a parlare di trasporti, anche in itinere, come dire, il lavoratore si reca dalla propria abitazione al lavoro e se non c'è un trasporto sicuro, spesso i lavoratori immigrati per esempio si recano a piedi e camminano per le strade senza nessuna sicurezza. E qui voglio sottolineare che sotto questo aspetto dei trasporti gli enti bilaterali agricoli potrebbero dare una grossa mano alle aziende agricole. E poi c'è l'altra cosa, gli indumenti sul lavoro che non vengono forniti. In un'accorata missiva all'assessore competente Gianluca Gallo e ai DG dei Dipartimenti Tutela della Salute e Agricoltura, i rispettivi segretari regionali Michele Sapia, Bruno Costa e Nino Merlino osservano che gli infortuni lamentati l'anno scorso sono in aumento rispetto al 2020, dato in controtendenza. Introducendo una certificazione, il lavoro agricolo di qualità, già si era tentato di migliorare la situazione. È stato quasi un naufragio. Sì, infatti 9 aziende soltanto hanno aderito al lavoro agricolo di qualità su 10.000, tenga conto che è un'adesione bassissima. La questione degli alloggi bracciantili alimenta enormemente le possibilità di incidenti stanziali e durante il tragitto da casa al lavoro. Per smantellare l'ex tendopoli di San Ferdinando, la Regione ha fatto già sapere che impianterà prefabbricati e però, fanno notare i sindacati di categoria, occorre passare dalla teoria alla pratica, possibilmente estendendola all'altro polo agricolo della Sibaritide. Potrebbe essere l'inizio di una rivoluzione in questo senso, se questa però viene portata a compimento. Noi di questo ragionamento ne abbiamo già parlato qualche anno fa, ma ancora i risultati non si vedono. Adesso torniamo sulla questione Piazza Rodotà a Cosenza. Dopo l'avvio dei lavori per lo smantellamento della piazza e il ripristino della viabilità, c'è stato il tentativo da parte di 40 genitori di alunni delle scuole che insistono sulla piazza, sull'isola pedonale, di bloccare immediatamente con un'istanza cautelare al TAR della Calabria i lavori. Vediamo com'è andata. Respinta dal TAR calabrese l'istanza cautelare presentata da 40 genitori di alunni delle scuole che insistono su Piazza Rodotà, l'area che l'amministrazione comunale di Cosenza sta restituendo alla viabilità cittadina, cancellando di fatto la destinazione d'uso che la precedente amministrazione le aveva conferito. L'avvio dei lavori sul piazzale creato sull'ex via Roma, oggi via Misasi, non è stato bloccato dal Tribunale amministrativo regionale, che non ritiene ci siano i presupposti di estrema gravità e urgenza per un provvedimento immediato di sospensione in attesa della Camera di Consiglio, che è fissata per il prossimo 23 marzo. Per i giudici amministrativi nulla impedisce, in caso di esito favorevole della sede collegiale, di ripristinare quanto demolito o modificato. La decisione dunque sarà presa tra 20 giorni, quando il TAR valuterà le ragioni di chi chiede che l'isola pedonale creata dai 2 istituti scolastici venga preservata. A Crotone adesso, dove il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha dato l'ok all'adeguamento tecnico-funzionale del piano regolatore portuale.
Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha approvato l'adeguamento tecnico-funzionale del piano regolatore portuale dello scalo di Crotone. Nessuna opera faraonica, ha sottolineato il presidente dell'autorità portuale Agostinelli, ma tanti piccoli passaggi importantissimi però per migliorare la funzionalità dell'intera infrastruttura. Partiremo con un'area per la cantieristica, i nuovi ormeggi dei pescatori seguiranno, e naturalmente la rigenerazione dell'area ex Sensi e del porto antico sono dei punti fermi nel nostro lavoro dei prossimi anni. Lavori che consentiranno inoltre una maggiore interazione tra il porto e la città. Abbiamo ottenuto che quelle aree siano a destinazione pubblica, in una via di collegamento ideale fra il porto antico, che comunque riqualificheremo, e il porto commerciale, che è destinato, mi sembra di poter dire, alla crocieristica, visto che quest'anno abbiamo 30 navi da crociera nella stagione qui a Crotone. E adesso lo sport, il calcio. Con la Serie B delle Calabresi sorride soltanto la Regina, vittima sacrificale il Vicenza, il Crotone cade a Pisa, il Cosenza beffato invece a Frosinone da un rigore contestato. 4 successi in 4 gare al Granillo per la Regina, unica vittoriosa fra le calabresi nel turno infrasettimanale di ieri. Gli Amaranto di Stellone chiudono agevolmente la pratica Vicenza. Dopo una prima fase di studio sbloccano il risultato su calcio di rigore. Brosco interviene in maniera scomposta sul tiro di Foloruscio, stoppando il pallone con il braccio largo a pochi passi dall'arbitro, che senza esitazione indica il tiro dagli 11 metri. Galabirov non sbaglia e spiazza Contini sulle ali dell'entusiasmo, e Menezza a firmare il raddoppio con un tiro all'angolino che spegne le speranze di riequilibrare la sfida per gli ospiti. Nella ripresa ancora Regina, con il pallonetto di Cortinovis che approfitta di una respinta corta per segnare la terza marcatura di giornata. Il Vicenza non perde le speranze e prova a rientrare in partita, e nei minuti finali Padella segna il gol della bandiera, ma ormai è tardi e gli Amaranto fanno festa. Abbiamo fatto una bella gara, bella, intensa, dove abbiamo continuato ad attaccare per fare il quarto gol, e faccio veramente i complimenti a tutti, perché tutti oggi veramente hanno fatto una partita fantastica, da Chapong a piede invertito a Giraudo, i 3 della difesa, Micai, in mezzo al campo Cortinovis, Folorunzo, Bianchi, Menezza e Galabinov hanno fatto quello che dovevano fare, insomma, al di là del gol si sono applicati, hanno corso fino a quando ce ne avevano, insomma, quindi sono veramente soddisfatto per la prestazione, logicamente per il risultato. Cosenza invece allo stirpe perde di rigore, la squadra di Bisoli regge e prova a pungere per oltre 80 minuti, ma poi è un'ingenuità difensiva a regalare la palla del match point ai ciociari. Eppure l'Ora aveva messo paura alla difesa di Grosso, che ha salvato il risultato grazie alle parate dell'estremo difensore di casa Minelli. Poi anche Vigorito, in conclusione della prima parte di gara, ha salvato Porta e il risultato su questa punizione velenosa di Cicerelli. Nella ripresa pochissime le azioni degne di nota. Quella più clamorosa è il colpo di testa ravvicinato di Charpentier, che finisce alto sulla traversa, e il preludio al gol che arriva su calcio di rigore. Irstov a terra Tribuzzi in aria, il tiro è affidato a Charpentier, che spiazza Vigorito e segna la rete della vittoria per la squadra di Grosso, la seconda consecutiva allo stirpe contro un'altra calabrese. Sono orgoglioso della prestazione che ha fatto contro una squadra che deve vincere il campionato. Siamo venuti qui, abbiamo tirato 3 volte in porta davanti. È funzionato tutto. Se noi giochiamo così ci salviamo, perché non è possibile perdere una partita del genere. Oggi sono arrabbiato perché una squadra che gioca così a Frosinone non può perdere, e quindi dobbiamo vederli bene gli episodi. E mi dispiace per le mie ragazze che hanno fatto una grandissima partita e hanno raccolto niente, però sono orgoglioso, e se proseguiamo su questa strada sono convinto che i punti arriveranno. Non riesce invece la rimonta al Crotone, che va sotto di 3 reti a Pisa, e poi nel secondo tempo prova a recuperare, come è accaduto all'uscita con il Cosenza, ma la rimonta si ferma a sole 2 reti. Termina 3-2 la sfida, e per i pitagorici è l'ennesimo rimpianto. Domenica c'è un'altra gara salvezza contro l'Alessandria, e questa volta è vietato sbagliare. Questo era lo sport, il TG si chiude qui con la borsa, l'economia tra poco, l'informazione torna nelle prossime edizioni. Arrivederci e buona serata.
Chiusura in forte ribasso per le borse del vecchio continente, appesantite anche dal peggioramento di Wall Street. Gli operatori continuano a monitorare l'evoluzione del conflitto in Ucraina e le sanzioni imposte a Mosca dai paesi occidentali, valutandone i possibili impatti sull'economia globale e sulle prossime mosse di politica monetaria. In corso oggi il secondo round di colloqui, ma intanto gli scontri non accennano a diminuire e la Russia è sempre più isolata dalla comunità finanziaria internazionale. Ad appesantire il sentiment hanno contribuito le osservazioni di Powell, che ha posto l'attenzione sull'impennata dei prezzi dell'energia e ha previsto nuove pressioni inflazionistiche a causa dell'impatto molto incerto della guerra e delle sanzioni, oltre ad un potenziale effetto negativo sulla spesa per investimenti. Parole che si aggiungono alla lettura debole dell'indice ISM Servizi, inaspettatamente in rallentamento sui minimi da un anno a febbraio. Diffuse anche le minute relative all'ultima riunione della BCE, da cui è emerso un ampio consenso su una graduale normalizzazione della politica monetaria. Per quanto riguarda l'Eurozona, a gennaio la disoccupazione è scesa al 6,8% e i prezzi alla produzione industriale sono aumentati del 5,2% mensile. In Italia la disoccupazione è calata all'8,8% a gennaio. Negli USA le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione sono diminuite più del previsto, a livello più basso da inizio anno, 215.000, aspettando il job report di febbraio di domani. Il FTSE MIB archivia gli scambi in calo del 2,35%, negativo come il CAC 40 di Parigi, meno 1,8%, il DAX di Francoforte, meno 2,2%, il FTSE 100 di Londra, meno 2,6%, l'Ibex 35 di Madrid, meno 3,7%. A Wall Street hanno invertito la rotta il Dow Jones e l'S&P 500 a meno 0,4% e il Nasdaq a meno 0,9% dopo una partenza positiva. Sul Forex l'euro-dollaro si riduce a 1,105, mentre il cambio tra biglietto verde e yen è stabile a 115,6. Rifiatano le quotazioni del greggio, con il Brent a meno 0,2% a 112,7 dollari e il WTI a meno 0,6% a 109,9 dollari al barile. Sull'obbligazionario lo spread BTP-Bund si amplia a 156 punti base, con il rendimento del decennale italiano all'1,58% circa. Tornando a Piazza Affari, tra le aziende più capitalizzate sprofonda Telecom Italia, meno 14%, dopo i conti del 2021 e la guidance deludente sul 2022. Positive solo CNH, più 1,6% e Campari a più 0,2%, mentre arretrano, oltre a TIM, anche Banco BPM a meno 7,35%, Biper meno 5,2% e Moncler meno 4,6%. Grazie e buon proseguimento di serata.